Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venciu. Come sempre vi portiamo un po' con noi, vi facciamo vedere un po' come siamo organizzati, le situazioni che abbiamo soprattutto nei vigneti nella nostra azienda. Stiamo facendo questo video nella prima settimana di luglio e le temperature si stanno mantenendo veramente alte, nonostante siano un pelino calate durante il giorno, ma in realtà sono veramente molto alte nella nostra zona, e quindi stiamo facendo vari lavori per mantenere appunto in salute e in vigore le nostre piante. Ecco, in questo video vi parliamo un po' di sintomi del mal dell'esca, dato che alcuni ci avevano commentato di fare un video proprio su questo argomento per far vedere i sintomi estivi di questo complesso, di questa problematica che affligge purtroppo i vigneti. In questo momento, con queste alte temperature, stress idrico importante, nonostante abbiamo un sistema di irrigazione abbastanza buono, però ovviamente le piante stanno un po' leggermente soffrendo, un po' in alcuni settori, soprattutto dove la terra è un po' più magra. In queste stagioni dove c'è tanto caldo, i sintomi del mal dell'esca emergono in modo veramente forte. Come si può vedere in questo caso, la classica foglia tigrata con sfumature che vanno dal verde al giallo al marrone. Ecco, questo è uno dei primissimi sintomi ed è evidente, chiaro, senza ombra di dubbio, che siamo di fronte a una pianta che è stata colpita dal mal dell'esca. Al momento i sintomi sono caratterizzati soprattutto sulla foglia, mentre per quanto riguarda l'uva al momento sembrerebbe ancora in forze, nonostante non sia detto che arrivi a maturazione, perché potrebbe essere che questi complessi del mal dell'esca possano poi andare a causare proprio la morte della pianta, e quindi anche tutta la parte fruttifera venga meno. Perché si manifesta così forte in queste stagioni estive? Diciamo che va dal fine giugno, luglio e agosto, ovviamente, ecco, si manifestano questi sintomi molto forti. Perché? Perché ovviamente il mal dell'esca è causato da un fungo che va a parassitare i vasi linfatici delle piante. Ovviamente quando queste piante hanno necessità di spingere molto, perché ovviamente la parete fogliare è abbondante, la quantità di uva c'è, e hanno bisogno di assumere dal terreno tutti i nutrimenti e ovviamente l'acqua, e se questi vasi linfatici sono parzialmente o totalmente ostruiti, ovviamente la pianta non riesce a far circolare bene la linfa all'interno dei suoi tessuti, e quindi va incontro a queste problematiche. Fortunatamente non tutte le varietà sono così soggette. Nelle nostre zone, soprattutto la corvina o anche la rondinella in parte, anche l'incrocio manzoni sta manifestando diversi sintomi di mal dell'esca. Poi dipende un po' dalle annate, ci sono annate che segnano altre varietà, per esempio il trebbiano. Sicuramente, ecco, la corvina è una tra quelle che segna di più, e questi sintomi ovviamente si manifestano in modo forte soprattutto nei vigneti che hanno un 12-15 anni in su. Ovviamente più si va in là con l'età del vigneto, più è facile trovarsi e imbattersi in questi fenomeni. Ovviamente si è parlato molto del mal dell'esca legato alla potatura e tecniche di potatura, perché si è visto che facendo alcune ferite particolari la pianta ovviamente va in stress maggiormente durante appunto la sua normale vita, ecco. Ed è per questo che generalmente si manifesta nella parte un po' più tardiva, medio tardiva, ecco, della pianta, e non nei primissimi anni, perché i vasi linfatici con pochi tagli durante le varie stagioni ovviamente riescono in qualche modo a sopportare. Sembra che man mano che passi il tempo, no, con varie potature durante le varie stagioni, ecco, queste potature possono andare poi a creare queste problematiche. Sembrerebbe che una delle grandi tematiche appunto sia il focus, ecco, sia sulla potatura. Noi per quanto riguarda la potatura abbiamo cercato di adottare già da diversi anni il sistema di ramificazione, quindi potatura ramificata, nella speranza di cercare di dare un po' di aiuto alla pianta, cercare di accompagnarla, ecco, nelle fasi di crescita del fusto, dei rami, in modo tale da andare a creare meno stress da questo punto di vista. Ovviamente quello che ci stiamo un po' rendendo conto comunque, ecco, che non è che si elimina, ecco, questo problema, però magari si riesce in qualche modo a convivere. Poi onestamente, ecco, non è ancora del tutto chiaro tutto questo mega complesso del mal dell'esca, veramente da come viene causato, quali siano veramente le tecniche, ecco, maggiori per andare a debellarlo, perché ovviamente è ancora una delle grandi problematiche che affligge almeno nelle nostre zone i vigneti. Al momento cure particolari non se ne vedono, se si sta provando alcuni prodotti per testare anche nelle nostre zone le capacità che appunto hanno questi prodotti
nel andare a combattere o comunque a tenere un po' bassa la prevalenza di questa malattia nei vigneti, però al momento non c'è nulla di eclatante, per cui ovviamente è una delle grandi problematiche proprio per questa ragione, perché si deve cercare di lavorare molto sulla prevenzione per quello che si riesce a fare, quantunque, come dicevamo, anche subisce delle ondate questa malattia, questo complesso, per cui magari certi anni è veramente molto pressante, certi anni sembra quasi alleggerire un po' la pressione e poi magari tornare nelle annate successive, per cui è sempre anche un po' difficile da monitorare le piante anche per questa ragione. Ecco, ovviamente abbiamo situazioni dove la maldellesca è leggermente presente, per esempio in questa foglia si può notare che inizia a segnare qualcosa, però nel complesso, ecco, per esempio questa pianta, a parte ecco magari anche quest'altra foglia, è abbastanza sana. In altre situazioni ovviamente invece la pianta è completamente morta, e quindi quest'inverno provvederemo col tagliarla e portare via la legna. Per far fronte anche a questa emergenza ovviamente si creano delle fallanze, quindi dei buchi tra un palo e l'altro, ovviamente, quindi mancano dei ceppi, e quindi noi durante l'inverno cosa andiamo a fare? Andiamo a ripristinare alcune barbatelle che andiamo a comprare nel vivaio, oppure possiamo andare a fare le nostre trattore, quindi le propaggini delle viti, partendo da una vite madre e creando queste nuove piantine. Come in questo caso abbiamo selezionato questo tralcio quest'inverno e abbiamo interrato tutto il tralcio e l'abbiamo fatto fuoriuscire in questa zona. Abbiamo messo la protezione e come vedete noi abbiamo già due bei tralci che andranno poi selezionati nell'inverno, ne selezioneremo uno e creeranno il nuovo fusto. Con questa tecnica, ecco, delle propaggini riusciamo un po' a tamponare alcune fallanze. Ovviamente in parte dobbiamo sempre andare ad acquistare delle nuove barbatelle, sempre per avere del materiale nuovo da andare a tamponare queste mancanze, queste perdite di viti che vanno poi sostituite. Ovviamente poi la gestione delle piante durante la potatura è molto importante e ahimè durante anche le piante, ecco, che vengono poi piantate nuove possono andare a infettarsi proprio perché vengono poi a contatto con questi funghi, con questi patogeni, e quindi anche viti più giovani possono poi andare a infettarsi e andare poi a compromettere la salute del vigneto. Ecco, se volete farci sapere voi come siete messi in azienda, come state gestendo, ecco, questo problema, se c'è questo problema, e alcune strategie che state adottando, ci farebbe molto piacere. Ecco, allora noi siamo arrivati alla fine anche di questo video, per cui vi ringraziamo di essere stati con noi. Vi lasciamo come sempre qui in fondo alcune schede, così potete recuperare qualche video se ve lo siete persi, e ci vediamo venerdì prossimo con una nuova puntata.